Benvenuti, oggi è mercoledì 2 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:07. La luna sorge alle 10:23 e cala alle 22:50. Oggi si celebra Sant'Eusebio. Il nome Eusebio viene dal greco e significa pio, religioso. Il suo numero fortunato è il 4, il colore è il verde, la pietra l'acqua marina e il metallo l'argento. Giovani e diversamente giovani, se state affrontando la sciatalgia, ho un consiglio da darvi che potrebbe fare la differenza. Per ridurre l'infiammazione provate a sorseggiare tisane a base di radice di zenzero fresco o camomilla romana. Ma non finisce qui, gli impacchi con il sale grosso infatti possono essere un toccasana. Basta scaldarlo in padella e avvolgerlo delicatamente sulla zona colpita dal dolore. Oh ragazzi, la salute è importante, noi siamo qui per darvi i migliori consigli. Compie oggi 82 anni Fabio Testi, uno dei belli del cinema italiano. Nel 1966 inizia la sua carriera lavorando come controfigura per Il buono, il brutto e il cattivo, che è appunto mitico film di Sergio Leone. Nel 1970 arriva la prima vera occasione, ne Il giardino dei finzi contini, diretto da Vittorio De Sica e premiato con l'Oscar come miglior film straniero. Da qui partirà una lunghissima cavalcata. Tra le tante relazioni con le colleghe ricordiamo quella con Ursula Andress e Edwidge Fenech. Auguri anche a Isabel Allende, scrittrice cilena che oggi festeggia 81 anni. Parente di Salvador, presidente assassinato dal regime di Pinochet, è diventata una delle autrici più conosciute della letteratura ispanoamericana contemporanea, grazie e soprattutto al suo romanzo più amato, La casa degli spiriti. Buon compleanno infine a Marcello Macchia, meglio noto come Maccio Capatonda, comico che si è affermato in TV con il suo stile demenziale. Per lui le candeline sono 45. La sua produzione è sconfinata, dai finti reality televisivi alle parodie dei più famosi trailer cinematografici, fino ai 2 film che lui stesso ha diretto. L'ordigno a tempo era in una valigia abbandonata su un tavolino della sala d'attesa della stazione di Bologna, affollata di gente. Alle 10:25 di quel 2 agosto 1980 un'esplosione devastante provocò 85 morti e 200 feriti. Parliamo del più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. Come esecutori materiali furono individuati dalla magistratura alcuni militanti di estrema destra. Se avete bisogno di staccare la spina dal lavoro, ho il rimedio perfetto per farvi rilassare. Gli studi dimostrano che la soluzione più immediata per ridurre lo stress è una semplice passeggiata di 20-30 minuti in un parco pubblico, oppure in un bosco, insomma, in mezzo alla natura. Non ci credete? Ascoltate questa scoperta fatta da medici dell'Università di Harvard. Hanno arruolato 40 volontari e li hanno invitati a trascorrere del tempo in ambiente naturale per almeno 10 minuti, 3 giorni alla settimana per 2 mesi. Il risultato è sorprendente. I livelli degli ormoni dello stress si sono addirittura dimezzati. Sempre presente e puntuale come un orologio svizzero, è il momento di scoprire cosa riservano le stelle per voi con Marco Amato. Buongiorno ai 12, una luna in acquario continua a stupire tutti con le sue suggestioni da sogno estivo tutto lo zodiaco. Vediamo in queste notti di mezz'estate cosa accade nello zodiaco. Ariete, continua un Sounds Good che vi aiuta a vivere bene le affinità elettive e le amicizie. Molti di voi saranno sicuramente in viaggio e molti in movimento ritroveranno la gioia dello stare insieme a un gruppo e si sentiranno parte di qualcosa felicemente. Godetevela. Toro, è ancora una giornata in cui le tensioni lunari non vi lasciano totalmente respirare, eppure grazie all'intervento di un amico potrebbe esserci comunque un conforto molto interessante. Se per caso si verifichi l'opportunità che salti qualche weekend, potrete ovviare con qualche suggerimento che arriva proprio da chi vi vuol bene. Gemelli, la luna oggi continua a darvi emozioni e suggestioni veramente molto importanti. Siete pieni e carichi di affetto e di intuizioni, brillanti come al solito. Potrebbe arrivare anche qualche messaggio, un'email che riguarda sia voi che qualche componente della famiglia. Oggi giornata fortunata per le notizie entranti.
Cancro, giornata decisamente ancora esplosiva, interessante, carica di suggestioni, di emozioni. Oggi proprio avete perso la testa per tutto ciò che amate, siete disposti a lasciare perdere un po' tutto, anche a fuggire, ad andare via. La vostra dolcezza quando entrate in amore è assolutamente tra le più forti dello zodiaco, stupite il partner con qualche sorpresa che solo voi sapete. Leone. La giornata oggi prevede ancora una luna d'opposizione e continua ancora un certo nervosismo, oggi più da un punto di vista sentimentale, che vi sentite un po' disattesi e non compresi, qualche reiterazione del passato che non vi fa capire perché non siete stati messi nelle condizioni affettive e professionali che desideravate. Forse occorre riflettere su come gli altri vi vedono o voi vi ponete. Vergine, la giornata di oggi rappresenta molto una favola, una fiaba che leggete e rileggete, ma piuttosto che leggerla e trovare significati, perché non cominciate a viverla? La Vergine oggi potrebbe decidere di uscire un po' dal suo solutum e di vivere più emozionalmente che non razionalmente, e già di per sé questo per lei è un grandissimo successo. Ammorbidimento. Bilancia. Giornata che vede ancora la luna a regalarvi un'immagine sociale, affettiva e sensuale senza precedenti. È proprio un bel periodo, proprio perché da questi giorni si risolvono tantissime cose per voi, ma soprattutto la vostra dinamica affettiva che dopo qualche dubbio riprende in maniera gloriosa e molto ben padroneggiata da voi stessi a procedere nella vostra storia sentimentale come un gioco di seduzione senza fine. Beh, ci siete portati nello zodiaco. Scorpione, la giornata oggi presenta ancora la luna nemica, quindi forse le pulsioni si concentrano un po' su fatti accaduti qualche tempo fa, che vi aiutano però a ricostruire un andazzo di cose che va bene a livello cognitivo, ma coi ma e coi se si sa che non si va da nessuna parte. Vivete qui e ora, e invece di piangere sull'atto versato o su responsabilità che comunque non sono le vostre, accettate che certe epoche tramontino e che altre si avvicendino. Sagittario, da spiegare a voi qualcosa di filosofico spirituale c'è ben poco, visto che siete il segno più affine a questo tipo di attitudine. La luna oggi vi regala tantissime suggestioni e soprattutto un sentimento che vi disarma totalmente, che vi fa essere meno arrabbiati nei confronti del mondo e meno superbi. Un miracolo. Capricorno, giornata interessantissima oggi, visto che la luna continua a darvi suggestioni interessantissime per progetti, idee e successi lavorativi e professionali, ma non tralasciando anche di toccare il vostro cuore e di capire un po' meglio le esigenze del partner. Bravi, siete splendidi, è forse una delle vostre migliori estati. Acquario. Interessantissima è la posizione della luna, che vi rende sempre più poliedrici e sempre più forieri di tantissimi stimoli per voi e tutti quelli che vi stanno intorno. Riceverete delle grandi soddisfazioni lavorative, perché anche se voi vi distaccate e non siete molto attenti a queste cose, tutto quello che è social o interfaccia mediatico è quello in cui riuscite benissimo, inconsapevolmente, perché sapete sempre dire la cosa in maniera originale. Quello che volete esprimere è sempre diverso da come lo esprimono gli altri, quindi vi siete fatti apprezzare e brillate di luce propria. Bravi. Pesci, giornata interessantissima, anche perché i sogni e tutte le intuizioni dello zodiaco sono tutte a vostra disposizione. Dolcissimi oggi, ma anche un po' languidi, e oggi avrete bisogno di una carezza che il partner sicuramente non vi farà mancare. Avete alle spalle famiglia e affetti, siete felici. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antenna Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. Non lasciarti scappare questa incredibile opportunità. Era dai tempi di Felice Gimondi, 33 anni prima che un italiano non vinceva il Tour de France, la corsa ciclistica a tappe più prestigiosa. Ci riuscì Marco Pantani il 2 agosto del 1998, dopo un grande duello con il tedesco Jan Ullrich. Poi però per il pirata arrivò lo scandalo del doping.
Scommetto che tutti voi avete sperimentato quella sensazione di trovarvi sul filo del rasoio, insomma in una situazione rischiosa o instabile, magari in un rapporto che si sta sgretolando. E sapete qual è l'espressione inglese perfetta per descriverla? On the thin ice, che letteralmente significa sul ghiaccio sottile. Cari amici e amiche, vi siete persi le nostre puntate durante le meritate vacanze? Non temete, abbiamo la soluzione per voi. Potete recuperare tutto ciò che avete perso direttamente su YouTube, sul canale Sicilia Play. Nel mondo dei grandi condottieri, due nomi risplendono tra tutti: Annibale e Napoleone. A soli 26 anni Annibale diventa comandante e si lancia oltre i Pirenei, pronto a portare la guerra sul territorio di Roma. Il suo coraggio e genio militare lo hanno reso un'icona, spesso paragonato al grande Napoleone. Storici di tutto il mondo li considerano i più grandi generali di tutti i tempi, ma è sulle impervie vie delle Alpi che si nasconde il mito di Annibale, l'uomo che sfidò la montagna e ne uscì trionfante. Ma alla fine Annibale sceglie di togliersi la vita con il veleno, rifiutandosi di cadere vivo nelle mani dei suoi nemici. Ci salutiamo con la frase del giorno: tutti nasciamo felici, lungo la strada la vita si sporca, ma possiamo pulirla. Auguro a tutti una buona giornata, ci rivediamo domani. Un saluto dalla vostra Naomi.